È ufficiale il ripescaggio della squadra dell'Akragas nel campionato di eccellenza, lo ha deliberato ieri la Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia al termine della riunione del Consiglio federale nella sede di Palermo. La società del presidente Giovanni Castronovo ottiene così il salto di categoria in qualità di formazione finalista dei play-off del campionato di promozione della passata stagione. La squadra, allenata da mister Corrado Mutolo, è stata inserita così nel girone A, dove troverà tutte le formazioni trapanese, palermitani, nissene e altre agrigentine. Sono 16 infatti le componenti di ogni raggruppamento. Le squadre del girone A che giocheranno con l'Akragas sono Alcamo, Cus Palermo, Canicattì, Castellammare, Cefaledium, Dattilo, Geraci, Marineo, Mazzara, Misilmeri, Monreale, Parmonval, Profavara, San Cataldo, Sporting Vallone. Il presidente Giovanni Castronovo al termine ha dichiarato, come promesso alla città e ai tifosi: siamo ufficialmente in eccellenza. Smentiamo in questo modo le voci di gente che in questo periodo ha tentato di dissuadere alcuni calciatori dal vestire la nostra maglia, raccontando che mai saremmo stati ripescati. Adesso, sulle ali dell'entusiasmo, tenteremo l'impresa di vincerne un altro sul campo, riportando in tal modo la squadra dell'Akragas in quelle categorie che la competono. Speriamo che la gente dimostri di supportare il nostro progetto e apprezzi i nostri sforzi, sottoscrivendo anche l'abbonamento, la cui campagna avrà inizio a breve. Per festeggiare l'avvenuto ripescaggio, conclude il presidente Castronovo, spero nelle prossime ore di poter regalare ai tifosi un top player di grande livello. Intanto la squadra dell'Akragas ha ufficializzato altri 6 colpi di mercato e sono Giuseppe Ferrante, Salvatore Faulisi, Alfonso Cipolla, Davide Biancola, Giovanni Ruggeri, Giuseppe D'Angelo. I 6 nuovi acquisti sono già a disposizione dell'allenatore Corrado Muttolo per il ritiro estivo prima del campionato.